Farcitella, yogurt, panna cotta, asparagi, miele, il pluripremiato fior d'arancio dei Colli Euganei, l'olio e poi la carne d'oca, ma qui non si trascura neanche l'artigianato. Tutto rigorosamente a chilometri zero, prodotti del territorio che vengono esposti e venduti al pubblico grazie al progetto degli open market. La location storica, la Barchessa di Villamiari de' Cumani, appena restaurata grazie ai finanziamenti del programma di sviluppo rurale, torna al pubblico e ospiterà il mercatino periodicamente. È una barchessa che in un qualche modo l'amministrazione ci aveva fatto l'acquisto ancora 15 anni fa, era un'adiacenza della Villa Miari de' Cumani che abbiamo qui a pochi passi, è una struttura meravigliosa, l'abbiamo sistemata e messa in sicurezza sul sottoportico, adesso abbiamo anche fatto il sottoportico, la pavimentazione, ripristinando quella vecchia originaria, grazie a questo, grazie ai GAL della Bassa Padovana. Ci ha finanziato l'opera per 100.000 euro con un valore totale di 127, quindi il Comune ha messo solamente 27.000 euro e abbiamo messo in sicurezza anche la pavimentazione. Questo per cosa? Per fare il progetto dell'open market, cioè delle bancarelle con prodotti tipici e locali per valorizzare la nostra barchessa comunale. Una collaborazione tra GAL Bassa Padovana e Comune di Sant'Elena che ha perseguito un duplice obiettivo, quello di valorizzare i prodotti del territorio ma anche quello di far conoscere storia e cultura locali. È un progetto interessante che fa rivitalizzare alcuni punti vendita, ma soprattutto vuole valorizzare i prodotti del territorio, non solo prodotti agricoli ma anche prodotti artigianali e commerciali. Qui prende la via oggi il mercatino agricolo, ma prenderà il via un mercato più complesso chiamato Open Market e quindi con la valorizzazione dei prodotti del territorio. Anche il logo stesso del mercatino Open Market è un marchio che abbiamo voluto identificare con un concorso al quale hanno partecipato 70 ragazzi e ragazze da tutta Europa e che è il marchio identificativo che andrà a marchiare quei banchi, quei commercianti, quegli agricoltori, quegli artigiani che vendono i prodotti del territorio. Progetti di collaborazione che creano opportunità di sviluppo in tutto il territorio. È importante questa collaborazione perché crea sinergie e opportunità di sviluppo su tutto il Basso Veneto. Direi che è importante il lavoro del GAL Bassa, però è importante anche integrarsi tra i sistemi dei GAL sul Veneto e il programma Leader continuerà anche con la futura programmazione comunitaria, per cui noi speriamo che anche di fronte alle difficoltà e alla crisi dell'economia che stiamo vivendo in questi momenti, i leader possano essere stimolo per creare opportunità di sviluppo nei prossimi anni. Un mercatino riportato alla sua antica sede, sottoportico e pavimentazione recuperati, per favorire, perché no, anche un momento di incontro tra cittadini.